Buonasera a tutti, 38esima puntata di Insieme da Aquileia, una puntata speciale estiva, non sono più le repliche che avete già visto in queste settimane, ma è una puntata completamente nuova in questo mese di luglio. Perché? Perché pochi giorni fa è stata celebrata la festa del Redentore a Venezia e proprio di questo parleremo nella puntata. La vedete alle nostre spalle, la chiesa del Redentore, dove come ogni anno si è celebrato il voto risalente a quel 1577, quando la Serenissima Repubblica fu scossa dal flagello della peste, 50.000 morti, oltre un terzo della popolazione. Il Senato della Repubblica di Venezia, il 4 settembre del 1576, deliberò che il Doge dovesse pronunciare il voto di erigere una chiesa dedicata al Redentore affinché intercedesse per far cessare la pestilenza. Ogni anno la città avrebbe reso onore alla Basilica nel giorno in cui fosse stata dichiarata libera dal contagio, e questo avvenne il 13 luglio 1577 e si decise da allora di festeggiare la liberazione dalla peste la terza domenica del mese di luglio con una celebrazione religiosa e una festa popolare. Sono tornate entrambe anche quest'anno, il sabato con il tradizionale ponte votivo e i fuochi in laguna, la domenica con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale e il patriarca Angelo Scola, che ha tenuto il suo tradizionale discorso. Dopo essersi soffermato su vari temi negli anni scorsi, quindi il possibile sviluppo del modello Veneto nel 2003, il meticciato di civiltà l'anno successivo e poi la proposta di una nuova laicità nel 2005, la libertà di educazione nel 2006, ancora il rapporto tra anima e scienze nel 2007, la famiglia italiana come fattore di progresso nel 2008 e lo scorso anno l'umana sofferenza e l'opera del Redentore, quest'anno un tema un po' a sorpresa, se vogliamo, così fosse stato colto da molti, ma non solo, per chi conosce l'attività e l'opera del cardinale. Il tema del bell'amore e della sessualità al centro della riflessione di quest'anno, sollecitato dall'attualità, tra l'altro stringente di cronaca, dagli incontri e della visita pastorale in 8 anni, in atto da anni nel patriarcato. Quest'anno il cardinale Scola ha deciso di affrontare appunto il tema del bell'amore, così come viene chiamato nella Bibbia, e della sessualità, cercando di dare le ragioni della convenienza della proposta cristiana nell'ambito degli affetti e della sessualità, del significato e del valore del matrimonio cristiano, della sua indissolubilità, della verginità, del celibato e del senso di una parola caduta in disuso come castità. Noi vi proponiamo in versione integrale l'omelia tenuta dal patriarca nell'ambito della Santa Messa per il Redentore. Sentiamo. Egregio signor Sindaco, Eccellenza signor Prefetto, rappresentanti del Questore, autorità civili e militari, Eccellenza Reverendissima, carissimi membri della comunità dei frati Cappuccini, Padre Provinciale, reverendi membri del capitolo della cattedrale, parroci della città, membri delle 9 congregazioni del clero, religiose e religiosi, appartenenti a confraternite ed associazioni, carissimi fratelli, carissime sorelle in Cristo, veneziani e visitatori. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Realmente questo notissimo versetto del Salmo esprime la soddisfazione piena dell'uomo di fede ed è la nostra soddisfazione in questo vespero. Dio è presente realmente nella nostra vita, si prende cura di ciascuno di noi, lo fa con un amore personale. Io passerò in rassegna le mie pecore, ci ha detto Ezechiele, e lo fa con una fedeltà indomabile nonostante tutti i nostri tradimenti. Io andrò in cerca della pecora perduta, curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò tutte con giustizia. Anche questa sera
facendoci ricalcare le secolari orme dei nostri padri, Cristo Redentore è venuto a cercarci e con tenerezza ci ha condotto ancora una volta in questo splendido tempio palladiano che rivela tutta la sua bellezza nella esemplarietà del suo ordine architettonico. Carissimi, tutti noi percepiamo in questo momento l'abbraccio del grande crocifisso che sovrasta l'altare di questa basilica e il suo sguardo, lo sguardo del Redentore, questa sera non perde di vista nessuno delle migliaia e migliaia di persone che sulle barche o sulle spiagge hanno affollato ieri sera e affollano la nostra laguna in questa preziosa occasione. Nessuno sfugge al suo sguardo e alle sue cure di pastore. Ma chiediamoci, di che natura è mai questo amore che dura, che non viene meno, che ci accompagna per tutta la vita, nelle circostanze favorevoli e in quelle sfavorevoli? Come questo amore può essere così fedele, così personale, così esclusivo? Non è un amore astratto, impersonale, puramente sentimentale, non è slancio affettivo e basta. No, in Cristo Gesù Dio per amore si è fatto come uno di noi. E giustamente la Bibbia chiama questo amore il bell'amore, perché è completo, è oggettivo, è effettivo. Il Redentore, l'amore in persona, è infatti la bellezza visibile del Dio invisibile. Egli è il bell'amore in persona, perché ci comunica, se lo accogliamo, questa bellezza che ci apre a relazioni buone e a relazioni nuove. Per grazia, per suo dono, ci capita quanto diceva San Bonaventura: colui che contempla Dio, che si lascia coinvolgere dal suo amore e lo ricambia, è reso tutto bello. Con una bellissima espressione latina il grande santo dice pulcrificatur, è reso bellezza, l'amato di un amore di questo genere. Questa capacità di rendere bello l'altro amandolo, carissimi, purtroppo è ciò che manca troppo spesso nell'esperienza affettiva e sessuale degli uomini e delle donne di oggi. Allora occorre scoprire il nesso tra l'amore bello, l'affezione e la sessualità. Occorre fare l'esperienza e comunicare che la soddisfazione piena del desiderio, il godimento, il gaudio, domanda di ritrovare il vero e compiuto volto dell'altro, come il buon pastore fa con noi, e lo domanda soprattutto nel rapporto uomo-donna. Dobbiamo imparare di nuovo come la sfera affettiva e sessuale esiga di essere integrata nella totalità dell'io, attraverso una grande virtù purtroppo caduta in disuso e bistrattata, irrisa, quando non apertamente disprezzata. Mi riferisco alla virtù della castità. Cos'è la castità?
Castità significa tenere in ordine il mio io, che è sempre uno di anima e di corpo. Che spettacolo di significato è questo? Che delitto rimuovere questa virtù dalla nostra vita. Così come il genio del Palladio ha saputo tenere in ordine le forme architettoniche di questo tempio attraverso l'unità che potenzia il valore di ogni suo singolo elemento, come la luce di questa sera ben ci mostra sulla facciata. Analogamente la castità è il genio umano che tiene in ordine l'io. Eliminare la castità dalla vita significa ridurre l'amore ad una meccanica abilità sessuale. Certo, dire castità vuol dire mettere in campo un'altra parola che non amiamo, anche se ogni giorno ne facciamo esperienza, la parola sacrificio e la parola distacco. Ma qui si tratta di capirci bene. Sacrificio e distacco richiesti dalla castità non sono fine a se stessi. Nessun uomo cerca il sacrificio per il sacrificio. Il sacrificio è solo una condizione. La stessa croce di Cristo, il supremo sacrificio, fu la grande via, la grande condizione alla gloria della risurrezione. Il sacrificio, nel caso della castità, è quella condizione che non annulla il possesso, ma anzi lo rende possibile e lo propizia. I dottori della Chiesa parlavano in proposito di gaudium, di godimento. Dicevano che la castità assicura il godimento e la distinguevano dal puro piacere che per sua natura finisce subito. Ecco perché il legittimo e positivo piacere nella castità chiede di essere inserito nel processo di godimento, perché se il piacere resta chiuso in se stesso, lentamente avvizzisce il rapporto d'amore, avvizzisce il possesso, lo intristisce, lo deprime. Devo dirvi che in questi anni di visita pastorale ho discusso spesso di queste cose con i giovani, che sono pieni di domande in proposito, e mi ha molto colpito questo fatto. Quando dico queste cose ai giovani incontro più sorpresa e interesse che obiezione. È un luogo comune dire che i giovani obiettano a questa visione piena dell'amore, a questo possesso pieno nell'equilibrato distacco, a questo ordine creativo dell'io. Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce, il supremo sacrificio, hai redento il mondo. Realmente il Redentore ci ha liberato e ci libera continuamente dal peccato e dalla morte, ma domanda alla nostra libertà di lasciarsi da essi, peccato e morte, continuamente liberare. Ecco la bellezza energica della vita cristiana. Ecco il senso paolino della lotta per l'edificazione di un io compiuto e maturo. È una lotta. E qual è il nemico? Contro chi si combatte? Combattiamo contro la paura della morte, che spesso è la segreta padrona delle nostre relazioni affettive. Essa è all'origine della smania del tutto e subito nei rapporti tra l'uomo e la donna, che con la stessa rapidità si bruciano e si moltiplicano. E questa stessa dinamica di paura della morte affligge il rapporto tra le generazioni. La
la decisione di generare o di non generare figli sovente è determinata dalla paura del carattere contingente della nostra esistenza. Ma ecco la speranza affidabile, ecco la speranza della liturgia di oggi contro il veleno di morte che si insinua in ogni nostra relazione, si erge il bell'amore del nostro Redentore. La sua cura tenera e forte è un invito questa sera per tutti noi a percorrere al di là delle nostre fragilità questa via maestra, la via del bell'amore, dell'amore casto. E allora questa sera, carissimi, nello sciogliere il voto, chiediamo a Gesù che si donerà a noi fra poco nell'Eucaristia, che uomini e donne nel nostro patriarcato sappiano essere testimoni convincenti della gioia piena che viene da questo amore oggettivo ed effettivo. Chiediamo al nostro Redentore di educarci ad amare l'altro di un amore che libera e non di un amore che lega. Che sia questa la proposta per tutti noi e per i nostri giovani in particolare. Chiediamo che il sacramento del matrimonio indissolubile, fedele e fecondo, continui ad essere dono prezioso per la Chiesa e per la nostra società. Chiediamo che la risposta coraggiosa alla chiamata virginale si manifesti quale essa è, quale anticipo del gaudio eterno dentro la storia. Chiediamo soprattutto in questi tempi delicati da parte dei sacerdoti l'accettazione costruttiva e lieta del celibato, accettazione cui si impegnano in modo libero e consapevole, accettazione che non implica alcuna mutilazione psicologica e spirituale come troppi maestri cosiddetti del pensiero ingiustamente insinuano. Scelta consapevole che è compimento pieno della personalità di ogni sacerdote ed è nello stesso tempo partecipazione amorosa alla cura che il Redentore ha di ciascuno di noi. Il tragico scandalo della pedofilia che ha ferito la Chiesa domanda, come ha affermato il Santo Padre nella lettera ai cristiani d'Irlanda, misericordia, giustizia in leale collaborazione con le autorità civili ed espiazione. Tutte e tre queste parole vanno usate, però bisogna portarle in profondità. È per questo che chiediamo al nostro Redentore questa sera di saper percorrere tutti quanti, con decisione la strada della penitenza. Penitenza vuol dire andare in profondità, cioè la strada del rinnovato incontro e del rinnovato rapporto personale e comunitario con Gesù, che ci possa succedere prima di addormentarci questa sera, di rivolgersi a Lui dandogli del tu, sentendo questa presenza amante, toccando il suo bell'amore per la nostra persona. So bene che di fronte alla bellezza e alla pienezza di questa prospettiva si insinua facilmente in noi l'obiezione che fu già dei primi. Ma questa cosa è impossibile all'uomo. Non è vero, e ce lo ha ricordato l'acuta coscienza dell'animo umano di San Paolo, che deve sbaragliare ogni nostra resistenza. Abbiamo inteso poco fa queste stupende parole. Mentre eravamo ancora peccatori, mentre eravamo suoi nemici, Cristo è morto per noi, ha dato la vita per noi, ha rivelato a noi che l'amore è possibile al di là di ogni fragilità. Non sulle sabbie mobili
della nostra volontà. Non sulle sabbie mobili della nostra umana fragilità noi vogliamo percorrere la strada del bell'amore, ma affidandoci alla grazia del Redentore, a Cristo sposo che ama la Chiesa sposa, a Maria Santissima, Madre del bell'amore, alla schiera innumerevoli di santi, in stragrande maggioranza santi anonimi, i nostri padri, i padri dei nostri padri, che documentano il realismo e l'efficacia della virtù della castità, perché il bell'amore edifichi compiutamente il nostro io. Niente mi commuove di più al termine della Santa Messa nella visita pastorale che vedere quasi ogni domenica arrivare vicino 2 signori anziani che mi dicono: Patriarca, 50 anni che siamo sposati, qualcuno 60 anni che siamo sposati. Ecco il bell'amore, più forte della fragilità, perché è consegnato al bell'amore del Redentore. Ebbene, carissimi, noi ora, questa sera, in questa Santa Eucaristia, in questa grande festa per la nostra città, la nostra terra, chiediamo umilmente a Cristo Signore che spalanchi il nostro desiderio in tutta la nostra sua totalità, perché la nostra vita riesca, perché ciò che Lui vuole è che la nostra vita sia piena e che il gaudio eterno già si anticipi nello stile con cui affrontiamo ogni giornata. Amen. E questa dunque è l'omelia del Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Scola, sul tema del bell'amore e della sessualità, omelia come sempre di spessore, di livello molto alto, con citazioni dotte. La potrete ritrovare sul suo sito www.angeloscola.it, troverete il testo per intero per andare eventualmente ad approfondire, a riprendere alcuni passaggi, e questa puntata come sempre la potrete rivedere in video e in audio sul nostro canale YouTube www.youtube.it/Telechiara Produzioni, che vedete in sovraimpressione. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia. Dalla settimana prossima ritorneranno le repliche di alcune delle puntate della scorsa stagione, quindi a tutti un buon proseguimento di estate. Ci ritroviamo con le prossime occasioni sempre qui da Telechiara. Grazie per l'attenzione.